Sia per incidenza percentuale sia per numero assoluto, le imprese guidate da donne in Friuli Venezia Giulia non sono molte. Nonostante la regione possa contare su un buon tasso di occupazione femminile, pari al 65,4%, la vocazione delle donne del Friuli Venezia Giulia ad avviare un'attività imprenditoriale non sembra particolarmente elevata. Complessivamente le imprese femminili presenti nella regione sono 19.973 e sul totale delle aziende presenti in regione incidono per il 22,9%. A livello nazionale, per incidenza percentuale sul totale, il Friuli Venezia Giulia si colloca al 14° posto. La media nazionale è del 22,7%. Il tutto è rilevato da un'analisi della CGA di Mestre. Con l'incidenza di imprese femminili sul totale provinciale più elevato è a Gorizia. Sono 1983 le imprese femminili e costituiscono il 23,4% del totale. Seguono Udine con un'incidenza del 23,2% e 9.651 aziende a guida femminile, Trieste con il 22,9% e 3.202 aziende guidate da donne e infine Pordenone con 22,2% e 5.137 aziende rosa. Le donne imprenditrici tendono a dare lavoro soprattutto ad altre donne. In un paese come il nostro, avere più imprenditrici è un passo decisivo per contrastare anche le disuguaglianze di genere. Il basso tasso di occupazione femminile in Italia in genere è principalmente attribuibile all'elevato carico di lavoro domestico che grava sulle spalle delle donne. Il nostro paese purtroppo ha storicamente investito in misura limitata nello sviluppo dei servizi sociali e della prima infanzia, penalizzando le donne in modo duplice. Sono almeno due i fattori che motivano le donne a intraprendere un percorso imprenditoriale. Situazioni di disoccupazione, tradizioni familiari o la presenza di incentivi economici inducono a considerare l'imprenditorialità come necessità. Il secondo fattore è motivazionale e concerne ragioni intrinseche che spingono le donne ad abbracciare tale opportunità. Questo aspetto sembra rispecchiare maggiormente la sensibilità femminile. Grazie all'autoimprenditorialità le donne possono gestire con maggiore flessibilità gli impegni lavorativi insieme a quelli familiari.